formazione che vive di emozioni e non è una classica formazione, diciamo, frontale, quindi avete visto non ci sono nemmeno i tavoli, quindi sostanzialmente avete il tavolo, avete il computer, avete i fogli dove potete tranquillamente scrivere, invece qui c'è soltanto una sedia e basta. Questo proprio perché abbiamo cambiato e vogliamo iniziare a cambiare un po' questi moduli formativi in modo da fare in modo di portarvi a casa realmente qualcosa, ma già consolidato, magari già dentro di voi e non soltanto sul foglio. E per questo abbiamo scelto Nicoletta, che voi conoscerete e sicuramente apprezzerete. Mi fa piacere vedere pochi telefonini al momento, e il computer assolutamente non ce l'ha nessuno, mi sembra. Anche perché a mio avviso di questa giornata, non so, secondo me sono pochi quelli che riusciranno a utilizzare concretamente il telefonino, perché è talmente molto attiva la giornata che non c'è quasi il tempo di leggere un messaggio. Ma per il resto, quindi io vi auguro un buon corso e lascio la parola a Nicoletta. Ciao, buongiorno a tutti ragazzi, ciao. Ultimo gruppo oggi. So che avete avuto qualche feedback e sapete già qualcosina di me, ragazzi, forse, no? Beh, allora vi dico questo, come vi diceva Christian, io sono un pochino iperattiva, quindi odio le slide, odio le cose precostituite, perché non so se vi è mai successo di dire le stesse cose a persone diverse e avere impatti totalmente diversi. Quindi anche ogni gruppo è diverso, ad esempio il gruppo di ieri è partito un po' più diesel e poi si è scaldato dopo, quindi ogni gruppo ha le sue peculiarità. Se io partissi con la mia bella scaletta precostituita, magari un gruppo che è più ricettivo immediatamente, poi magari cala un po' l'attenzione alla fine e se ho la scaletta sempre uguale non funziona. Bonucci, lo segue lui, è un difensore, lo fa visualizzare come lo chiama soldato Leo, soldato, il pensare a un soldato in che vibrazione mi fa entrare, come la quercia. Vero o non vero, sono i risultati che contano, no? Questo era in panchina in tribuna di Treviso e adesso è uno dei migliori, penso, mi dice lui, non so se dice che sia così, ok, è così, capite? Mente e corpo sono uniti. Quindi immaginate che finiamo alle 7, va bene? Quello era il messaggio. Quando siete stanchi, so che lo sapete che non è così, solo che cambia, è pazzesco, basta poco. Lo fa anche Obama, lui sta ricaricando la realtà. Se io vi dico, ragazzi, e mentre siamo qui, e siamo a Cadempino, e siamo in corso di comunicazione, sono sicura che stiamo imparando tantissime cose che vi saranno utili nel vostro quotidiano personale. Elisabetta sta facendo così, anche Roberto prima faceva così. Rispondetemi rapidissimi senza pensarci, vi prego. Di che colore sono i fogli? Lo schermo? Questo? Le luci? Il muro? La mia camicia? La neve? Cosa abbiamo nelle mucche? Ma me l'hanno fatto 10 volte, ma 10 volte che mi fate la firma. Sai perché ci casi? Matteo ha detto me l'hanno fatto 10 volte, dice sì, 10 volte ogni volta ci cado come un pirla, perché le neuroscienze spiegano logica, che si chiamano truismi. Se io vi dico 5 cose vere, il cervello va in pappa, perché siamo pigri, l'essere umano è pigro. Piano, creiamo le associazioni. Se io vi dico, mentre siamo qui, è vero o falso? Stiamo a Cadempino, stiamo facendo un corso di comunicazione, siamo tutti attenti a questo, teoricamente vero. Sono sicura che quello che andrete a imparare vi sarà utile.
Chi è che lo dice? Io mi auguro di sì. Però a livello inconscio vi sto ipnotizzando perché vi sto creando l'idea che sia così. Perché dopo le prime 5 cose vere che vi dico, il cervello va appena assodato, se non vi sto dicendo che siamo a sciare sull'Everest col Moncler, cosa dà? Per scontato il cervello? Se vedete, Obama usa i suoi discorsi in maniera assurda, non dice un picchio. E tutto il pubblico gli è... Andiamo adesso a quello di Ferrari, vai Linda. Okay. Prima cosa, che cosa? La parte razionale che è il suo collaboratore, che razionale neanche te, comunque è carino perché comunque gli crede, c'è fiducia, c'è rispetto, si vede. Solo che lui è il visionario folle, l'altro è quello un pochino più... È come se ci fosse l'emisfero destro che è quello creativo che c'è in noi, che ha le idee, e l'emisfero sinistro che è quello razionale che killer le idee che l'emisfero destro ha. Perché noi dentro abbiamo sempre questa diatriba, l'emisfero destro che sogna, l'emisfero sinistro che razionalizza, mette i sogni nel cassetto e poi ci si dimentica che esiste il cassetto e anche il sogno. No, questo è anche un esempio, adesso mi ricordo bene. Scusami? Questo della mia parte è anche un esempio che si parla di linee diverse, alla fine non ti trovi, con lui non ha un grandissimo successo, perché lui è il sognatore, l'altro magari più. Sì. No, È importante trovare, sai cosa? Giulio, trovare questo, guarda. Se Giulio è qui e io sono qui e Giulio rimane lì, io rimango qui, cosa succede? Niente di che. Dama cavaliere, ricordate? Allora, se io mi metto così e una parte di me va verso Giulio e si sovrappone al punto di vista di Giulio, cosa magari distinto gli viene un po' più da fare? Di arrivare un po', quindi se all'inizio il punto comune è il cervello, poi diventa un braccio, poi diventano 2 braccia, capite? Lo dobbiamo fare anche con il gesto, disegnando con i cerchi, è chiaro l'esempio? Perché distinto, se uno, anche se vi è antipatico, ma vedete che fa uno sforzo per accogliervi, non gli viene un pochino di più, anche se vi sta un po' così da accoglierlo, perché almeno un poeta ha fatto lo sforzo, dai, facciamolo anche noi. Allora fa proprio per prima. Io sto imparando a non aspettare che le cose accadano. Odio la legge dell'attrazione, di cui si parla tanto. Quindi dall'idea di io penso positivo, cos'era? Giovanotti, mi piace lui, ma la canzone io penso positivo, ok, io penso positivo, penso che le cose avvengano. Ci credo, perché se sto fermo è come la parabola della persona che è c'è stato un caos, un naufragio e c'è uno che è lì, che annaspa sul mare e dice Dio, Dio salvami, arriva una nave, no, sto aspettando Dio, arriva la seconda nave, no, sto aspettando Dio, la terza, no, muore, va su in cielo, arrabbiatissimo con Dio e dice ma scusa, e Dio gli dice ma ci hanno dato 3 navi. L'azienda XYZ lascia a casa 33 persone, il numero non lo so, licenzia tot numero di persone. Sulla stessa pagina c'era banca XY, chiude 4 sportelli mantenendo tutto il personale impiegato. Quindi cosa è successo? Che l'effetto contrasto, che loro sono venuti fuori come vincenti. Se ci fosse stata solo la notizia della chiusura degli sportelli, cosa avrebbe fatto? Gente wow. Cambia, ricordate, 756 euro di multa contro 60. Cambia la prospettiva. In base a cosa c'è vicino. I venditori di auto sono bravi, vi vendono prima il prezzo dell'auto, poi cosa vuoi che sia l'accessorio? Così come chi è bravo a vendere il vestito magari vi vende l'abito e poi la cravatta. È raro che chi è bravo vi venda la cravatta e poi l'abito, perché insomma rispetto all'abitone cos'è la sciarpina? Costa un sacco, personalmente costa di più la sciarpina, solo che... Lo so. Ci siete? Che lavorate in ambiti specifici, mi sapete più bene. Ok. La realtà, ricordate Velasco, la realtà è ciò che è. No? Magari a volte non è come voglio che sia. Se la realtà è ciò che è e non è come voglio che sia, cosa è importante che faccia? Che faccia ciò che è meglio che posso con ciò che ho.
altrimenti sono là che dico, uffa, mi hanno alzato la palla bassa. Guarda che scemo che non sa neanche fare il suo lavoro e alzare le palle basse. Eh sì. E io cosa faccio mentre faccio così? Perché schiaccio male. Un signore ha ereditato l'azienda del padre. Non riesce, pur avendo investito un sacco di più, a superare il fatturato limite che era quello che faceva il padre. Sapete perché? Perché ho fatto uno scavo pazzesco, perché lui aveva una sorta di reverenza altissima verso il padre e nella sua testa c'era l'idea di dire: se io supero mio padre, lui rimarrà male e io non posso fare questo a mio padre, perché se lo supero gli faccio vedere che lui non era in gamba come me. Non era vero, il padre sarebbe stato felicissimo, ma se nella sua testa c'era questa realtà, lui cosa faceva? Quando stava per scollinare, cosa faceva? Succedeva sempre qualcosa che lo portava lontano. Pazzesco, eh? Capito il bandolo? Adesso il padre è felice perché sono esplosi in questo senso. Però chi è che va a pensare che sia una dinamica così sottile? Se io non sento di meritare qualcosa, cosa faccio? Poi conflitto. Se voi conoscete questo interlocutore, conoscete un po' anche i suoi valori, avete il passepartout della persona, perché le decisioni si fondano spesso su ciò in cui noi crediamo, sui valori che abbiamo. Se una persona ha come primo valore il lavoro, si comporta diversamente rispetto al fatto che un'altra persona abbia come primo valore il lavoro. Famiglia, scusate, famiglia. Capite? Cioè cambia, ma non è giusto o sbagliato, dipende dalla persona, dipende dal vissuto, dipende dai traumi. Cioè, sono troppe matriosche per capire in un secondo l'unico motivo. Però se per lei il primo valore è il lavoro e per lui il primo valore è la famiglia, a lei fanno una promozione, le dicono di andare in Cina un anno, cosa fa? Cioè subito. A lui, se gli fa la stessa promozione, magari cosa può fare? Pensare che se quella cosa è funzionale al fatto che poi avrà una promozione e gli permetterà di dare un benessere ancora maggiore alla sua famiglia, allora può venire a patti con se stesso e decidere di farlo, altrimenti entra in conflitto pazzesco di valori. Rompere lo schema. Quando sei in un impasse, avete mai un litigio che succede magari che succede qualcosa, prima una telefonata, poi non riuscite più a entrare in quel mondo del litigio? O comunque di tornare in quella credine che c'era prima. Vedete, per fortuna. Rompete lo schema, la potete usare questa cosa del lavoro? Cioè, sì, quando c'è un impasse è inutile stare là, ma anche dirlo, ascolta, cioè siamo stop, break, pausa, caffè, pausa, secondo pausa. Mi sa che ci serve una pausa ora, un attimo. Rompete lo schema, però non rompo lo schema, non rientrate nella stessa posizione in cui eravate prima se potete. Della persuasione, il primo principio è la reciprocità. Vi piacerebbe mai sentirvi in debito verso qualcuno, essere considerati degli approfittatori? Vi piacerebbe avere questo tratto caratteriale, essere considerati qualcuno che se ne approfitta degli altri? No. Allora il marketing è bravissimo in questo. Ditemi che non vi siete mai trovati, io sì almeno, con il braccialettino del buca in spiaggia e poi no, te lo regalo una volta che ce l'hai addosso, cioè, dai soldini perché sennò vi parlo della massa, giusto? Quindi a me insegnavano da piccola mai andare a casa di qualcuno con le mani in mano, perché se vai a casa di qualcuno con le mani in mano non è bello. Solo che il marketing come lo usa? Le faccio un regalo che non gliene frega niente. Poi le chiedo un favore, lei pur di sdebitarsi, non sentirsi in debito di quel cavolo di regalo, mi fa un favore che altrimenti non mi avrebbe mai fatto. E spesso il favore che io richiedo è qualcosa che costa fatica. È un po' cioè quando vi parlo della massa, quando vi regalano qualcosina, quando che non ieri, però poi dovete un po' sdebitarvi. Ma anche nelle relazioni, purtroppo a volte ci incappiamo anche nelle relazioni personali. A me era successo con una mia amica. Io sempre, da quando ho 19 anni, ho sempre provveduta a me, per una questione mia, nel senso che per qualche anno ho avuto un crash con mio padre, perché si era separato, ora ero un po' arrabbiata con lui, e quindi non gli ho parlato. Se non gli parlo, accetti i tuoi soldi? No, infatti sono ancora là, sono quelli che mi dava per l'università, non li ho ancora toccati. Ho un rapporto splendido ad essere con lui, però per coerenza non ti parlo, non voglio niente da te. Ok, quindi ho sempre lavorichiato.
ho fatto ciò che mi piaceva, poi se fate ciò che vi piace la vita vi premia. Quindi magari avevo, anche mentre studiavo, un po' di disponibilità, perché non facevo solo quello. Una mia amica mi ha chiesto di prestare dei soldini per fare un regalo a Natale al suo compagno. E non erano pochi, era 1,5 milioni delle vecchie lire. E io ho imparato che quello che presti, l'ho imparato dopo, se lo presti sai che immagina che sei regalato, se no poi ok. Poi io, in un momento mio di vita particolare, ho distrutto la macchina, ero rotta con il mio compagno, mi hanno dato il giorno la vigilia di Natale in una casa singola in mezzo a niente, ero senza macchina. E quindi la mia amica cosa mi ha detto? Dai, io a Natale sono via con il mio compagno, questa è la mia. Su 7.000 chilometri io ne ho fatti 1.000 tutti i giorni. Secondo voi, quindi lei non è che me l'abbia data perché è solo che comunque un'amica si sentiva comunque in debito perché non aveva ancora ripagato e rifondato il prestito, ok? Quindi è stata una serie di meccanismi di reciprocità reciproca, no? Poi secondo voi dopo un po' di tempo che mi ha chiesto di ridarmi i soldi, io li ho accettati? Cioè, mi costava meno 3 giorni di auto noleggiata, non mi costava quella cifra lì. Però siamo incappati in una serie di reciprocità reciproche. Quindi già succede in modo naturale. Chi conosce queste cose cosa fa? Maledettissimi cercano di farle accadere. I gadget, le cosine, perché vengono regalati? Cioè perché spendono bancate in marketing? Anche per questo. Ci siete? Tenente Colombo, cosa io l'adoravo. Cosa fa? Lei è l'assassina. Lo so. La torchi un po', poi cosa faccio? Faccio lo svampito, così tanto lei pensa che io sia un innocuo svampito, esco, così lei dice, ah, finalmente sto rompiballe se n'è andato, via, penso ai cavoli miei, poi entro ancora più svampito, perché mia moglie, che non si sa se esista quella moglie perché non si è mai vista, capite? Effetto sorpresa, rompere lo schermo e rientrare quando l'altro ormai ha le difese basse. Say